oggi ci troviamo allo zuccherificio di Ponte Longo per seguire da vicino la visita del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Sono venuto per ascoltare, perché una cosa è lo zuccherificio, una cosa sono i contratti di coltivazione e la coltivazione della bietola. E quindi sono andato anche a vedermi cosa fa l'Emilia Romagna o le Marche. Oggi probabilmente noi non diremmo vi daremo, perché non abbiamo un bilancio, purtroppo. La precedente amministrazione non è riuscita ad approvare il bilancio e quindi noi in qualche maniera dobbiamo prima approvare un bilancio. Però è da capire sia dal punto di vista agronomico che varietà possiamo mettere in una situazione di campo in cui a volte la temperatura sono 57-58 gradi e la pianta si mummifica. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è da capire se questi coltivatori hanno la giusta acqua per coltivare, e anche lì dobbiamo fare un ragionamento. Il terzo passaggio è capire con la coppiata di 765 euro ettaro cosa serve per creare una sorta di equilibrio. Lo zuccherificio, che è il primo zuccherificio in termini di dimensione, in termini di potenzialità produttive, è un vanto non solo per il Veneto, per la viticoltura e per l'agroindustria italiana. Sono due pilastri, Minerbio e Ponte Longo, e oggi come oggi per noi lo zuccherificio deve fare la campagna, lo zuccherificio deve lavorare le bietole che gli agricoltori veneti potranno lavorare. Questo è il nostro auspicio. Siamo in raccolta in offerte di coltivazione, quindi oggi siamo assolutamente in linea con quello che sono gli altri standard. È chiaro che il trend degli ultimi anni è un trend preoccupante, noi dobbiamo porvi un freno in tempo, e l'incontro oggi anche con i vertici, il governatore e l'assessore Bon della regione Veneto, che ringrazio perché una presenza così in tempi così rapidi è sicuramente merito di attenzione e di ringraziamenti, però è proprio per lavorare, per cercare di invertire una tendenza che ormai negli anni si era un po' raffreddata in termini di superficie di semine. Lo zuccherificio quest'anno compie 115 anni ed è effettivamente uno dei nuclei pulsanti del nostro paese ormai. Noi siamo soliti dire che lo zuccherificio è Ponte Longo e Ponte Longo è lo zuccherificio. Tanta è la simbiosi che ha sempre caratterizzato questo rapporto, che è sempre stato di grande collaborazione sia dal punto di vista economico e sociale, perché ha fatto nascere e rinascere questo piccolo paese di campagna, ne ha caratterizzato la sua crescita e lo ha anche reso famoso, possiamo dire, in tutto il mondo, e ancora è così.